TG5 e ben trovati. Dunque, Ilva di Taranto chiederà la cassa integrazione ordinaria per 2000 degli oltre 11.000 dipendenti del centro siderurgico. Dalle risorse generate, senza i tagli dell'IRPEF si creerebbe un fondo da 6,7 miliardi di euro nei prossimi. Assunzioni dei lavoratori della FIOM, le sentenze vanno rispettate, ma è inaccettabile che a pagare siano i lavoratori. Sono disperati i 4.000 lavoratori dei consorzi di bacino e delle società addette alle bonifiche, senza stipendio da mesi, senza certezze per il futuro. Guai, sempre guai, sempre. Ah, adesso fumiamo anche in casa. Stai nervosa, Antonio? Antonio, io non ce la faccio più. Ma tu per quello che mi porti al mese, ma ci pensi che devo pagare il pigione, l'acqua e il gas? Sai cosa mi rimane? 300 euro. E come si va avanti? Ah, non vi ricordate chi sono? No. Non vi ricordate nemmeno i 20.000 euro? Voi, il dottore, i giudici? Per la mia invalidità? No. Ah no? Ma chi siete? Non vi conosco. E se casomai la finanza, non si sa mai. Ma non è che voi avete qualche vuoto di memoria? Perché io non vi conosco. Non mi conosci. Vabbè, avvocato, che vi devo dire? Se non vi ricordate... Ma io non vi conosco. Non vi conosci? Oh, scusate. Vabbè, dove siete, avvocato? Dove siete? Avvocato. Io non vi conosco. Mi dispiace alla finanza, capito? Non mai sapere la finanza in Cile. Ma io non vi conosco. Non vi conosco. Mi dispiace. Veramente. Che si crede? Ma che ci posso fare? Ancora che ci posso Che fare? ci posso fare se non sono capace di guadagnare di più? No che non sono capace, che non c'è lavoro. Ma secondo te io non vorrei guadagnare, non vorrei guadagnare, ma come si fa? Ma sei tu l'uomo in casa, tu devi vedere. E allora se è questo che tu vuoi, che devo fare? Che devo fare? Devo cercare aiuto alla malavita. Devo andare a rubare, a rapinare, che devo fare? Dimmi tu. Io sono disposto a tutto. Antonio, Iavallone, devi fare il marito, il papà. Io mi sono stancata, te lo ripeto, io tengo ancora una famiglia. Io te lascio e me ne vado. E va bene, hai ragione. Ma secondo te, per colpa dei soldi, per colpa che c'è miseria, che non ce la facciamo alla fine del mese, dobbiamo sfasciare una famiglia? Ma pensi a quello che stai dicendo? Dobbiamo distruggere una famiglia così unita, così compatta, che fino a poco tempo fa andava tutto nei migliori dei modi. E adesso, per questa crisi, dobbiamo distruggere una famiglia. Antonio, non siamo né i primi né gli ultimi. Io vero, si dice che i soldi non sono felicità. Ma quando non ci stanno, Antonio, quando non ci sono, che è quello che sa da fare? Ma secondo te che devo fare? Addirittura non posso fare l'assicurazione sulla macchina, che ci vogliono 2 o 3 mila euro. Come se fossi io che non la vorrei fare l'assicurazione, hai capito? La macchina? E che me la chiami macchina? Un cartoccio lì che ha 20 anni,
e c'è la possibilità di farne una nuova. Ho chiesto pure l'aiuto all'amico assessore, che tanto abbiamo fatto per farlo eleggere. E quindi dobbiamo aspettare. Ma che dobbiamo aspettare? Ma che cosa, Antò? Ah, l'assessore. E che mangiamo quando l'assessore si ricorda di noi? Loro non se ne importano di noi. Si mangiano, si stanno digiuni. Ma li capitano? Loro pensano a loro stessi. Pensano a si divertire. A casa a mare, grande villeggiatura, ristoranti. E a me povera gente chi ci pensa? Andò, scegliete lo suono, andò. E te lo ripeto, fallo. Perché io te lascio, andò. Io te lascio. Ma aspetta che io vado a rubare. Che cerco qualcosa da fare, come per esempio vendere fazzolettini, pulire i vetri delle macchine. Ma che devo fare? Dimmi tu. Io sono disposto a tutto, dimmi tu. Basta che questa famiglia ritorna come era una volta, ritorna riunita. Dimmi tu. Andò, non sei solda felicità, tu puoi pensare. E invece no. So quello che ti fa mi ammazza. E già, fammi vedere che ti file fa. Fallo, Andò. Se non è tuo figlio, non ci vedi più. Fai quello che vuoi tu, Andò. Fai quello che vuoi tu. Ma che paura, Beghi, preoccupare, guarda. Ma ne hai avuto un miracolo tu? E ogni tanto mi sembra abbassamento. Susi, prenditi anche questo, dai. Salve, sono l'ispettrice Rossetti. Piacere, Luigi Esposto, il medico che si sta occupando del caso. Anch'io sono qui per appurare la verità su questo presunto miracolo di gruppo. Va bene, andiamo. Vieni a vedere. Io sono una diva. Ma Tascia, ecco. No. Li ho portati, là abbiamo tutti due uguali. Troppo Ma che carini. ci vede qualche produttore ci prende una Maria De Felice, un miliardone. E noi dovremmo pensare ai nostri cugini che hanno avuto alla vista il miracolo. Ma per noi dobbiamo essere divine. Cristiano, fermalo questo Pietro. Stai calmo, tu non devi stare nervoso, sennò qua è un casino, non devi stare nervoso, stai calmo. Tu devi solo ricordarti per il miracolo la luce, gli odori, i colori, hai capito? Santo. Ma quando santo? Che siete capite lì? È la Madonna che ci ha fatto il miracolo. E Cristiano, non incasiniamo la cosa, che quasi andiamo in galera. Qua veramente ci vuole un miracolo dopo per uscire, e come te lo sto dicendo, devi stare calma, non ti preoccupare. E io mi ricordavo usando. E ti ricordavo sbagliato, è la Madonna che ha fatto la vita, la Madonna, basta, capito? Stai calmo. A me sembra strano questo miracolo. A volte i miracoli possono avverarsi veramente. Sì, ma un miracolo. Non un miracolo di massa. 30 persone e tutte della stessa città. È proprio per questo che è un miracolo. Ragazzi, allora siamo pronti per andare di là, nello studio A, proprio per parlare di questo evento straordinario, perché è un evento straordinario. Ragazzi, ma scusate un attimino, ma quelle là non sono le infermiere che stavano per il miracolo? Lo facciamo vedere il nostro balletto alla telecamera? Sì. Questo è il ballo di qua qua e di un papero che sa fare solo qua 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 più qua qua qua. Ma quanto siamo brave, in giro. Ma dai zitti che loro un miracolo l'hanno avuto. Ha già visto. Volte
Ce la faccio l'artisticare. Mi sembra strano. Mi sembra strano? E adesso c'è la mitica Susi. Ragazzi, ma che cosa è tutto questo casino? Cioè, sapete che praticamente noi questa sera dobbiamo parlare di un argomento serio. Si parla di miracoli. Io vedo voi che ballate, ma che cos'è? Sotto le stelle stasera? Come i nostri parenti hanno avuto il miracolo, non lo possiamo avere anche noi che andiamo a lavorare in televisione? Non ho capito. Giovane, questo è il nostro momento. Noi siamo showgirl. Ma io sono il presentatore di questa cosa importante. Questo è un argomento importante. Non ho capito, scusa. Non state facendo niente, ma questo. Io faccio la showgirl, Pensate un po', pensate un po' che ci sono lei. tanti telespettatori che ci vedranno da casa. Ne sono tantissimi, si parla di un miracolo. Io non ci capisco più niente. Ragazzi, mi dispiace, ma non vi posso fare entrare in Ma trasmissione. noi abbiamo fatto tutti insieme, ma non lo possiamo so, entrare lo so. perché sto così. Ho visto solo 150 euro di vestiti, fra corona e trucco e tutto il resto appresso. Anche le scarpe uguali, poi abbiamo fatto tutto il viaggio insieme e tu non ci vuoi fare entrare. questo è- Tu e il conduttore. Mamma mia, questo è un Siamo tutti programma. sempre tutti alluffiati in televisione. Ma non è che ci alluffiamo noi. Hai visto il conduttore? No, ma... ma- perché me lo chiami vestito quello del conduttore? Ma che significa? Ma non- il Oh my Ma che- god, Gina! Ma per piacere! Senti, voi dovete stare tranquilli, dovete di fare il possibile per No, farvi perché noi vi entrare. abbiamo accompagnato nel viaggio. Sì, Vogliamo entrare. Ma io Abbiamo lo so. fatto tutti insieme. Ma volete fare ce la Pianino, ma però. stare parlando solo voi, scusate. Diciamo- Io vi ho detto così. Uffa. È impossibile che Guarda, è il produttore ha detto. Abbiamo guarda, capito, ma noi abbiamo fatto tanto per la famiglia e la famiglia non fa niente per noi. Non si aspettate preoccupare, un po'. no. Io Stai finisco la tranquillo. trasmissione e ce ne andiamo. Stai tranquillo, tu è Io Cristiano. sto tranquillo, Sì, sì. Va bene. Ciao. Signore e signori, buonasera, ben trovati a tutti gli spettatori da casa. Questa sera siamo qui per parlarvi di un argomento veramente molto importante. Si parla di miracoli e noi questa sera abbiamo proprio i protagonisti di questo miracolo. E io questa sera praticamente mi trovo ovviamente con l'ispettrice dell'ASL, la signora dottoressa Mina Rossetti. Buonasera dottoressa. Buonasera. Poi ovviamente mi trovo con il medico, dottor Luigi Esposito. Buonasera. E ovviamente noi abbiamo i protagonisti di questo miracolo. Mi trovo con il signor Nino Ferraro, se non erro, è così il vostro nome? In più con Cristian De Vieri. Buonasera Cristian. Allora, per tutte le persone che ci stanno vedendo da casa, io darei spazio subito alla dottoressa, se credere o non credere a questi eventi, dottoressa. In verità sono un po' scettica io riguardo ai miracoli e infatti vorrei fare alcune domande al signor Nino e al signor Christian. Ditemi un po', ma come è avvenuto il miracolo? Ci potete spiegare esattamente dove e come è avvenuto questo miracolo? È stata una cosa bella. Eravamo a pellegrinaggio io e il mio amico mentre camminavamo e ho visto che a un certo punto nei miei occhi si accendevano dei punti bianchi e dei punti neri. Ma come abbiamo letto dai giornali, eravate più di 30, non eravate solo voi due. E noi non ci vorrei. Ah, ho capito. E ci raccontate esattamente dove è avvenuto? Veramente è venuto al pellegrinaggio della Madonna. E noi mentre camminavamo, come dicevo prima, dei punti bianchi e neri, mi sono trovato su questo monte con una luce bianca. Un fiume. Ma era un monte o un fiume? E noi non ci vorrei. Appunto, non ci vedevamo. Non era un monte, un fiume, non ci vedevamo. ci vedevamo. Scientificamente la scienza riconosce questi miracoli? Ma non può riconoscerli. La scienza è basata su fatti veri, dimostrabili. Il miracolo è qualcosa che non si può dimostrare. Specialmente in questo caso, in cui stiamo parlando di un miracolo che è avvenuto non ad una persona, ma bensì a 30 persone contemporaneamente. Quindi allora la scienza non riconosce, dottoressa? In questo caso no. Ma per questo il miracolo è più credibile, perché non è successo a una sola persona, ma bensì a 30 persone. È un miracolo grande. E tutti possono testimoniare di questo miracolo. Io l'ho visto. Tu l'hai visto? Io l'ho visto. Ma tutti questi testimoni non sono attendibili perché sono loro stessi che hanno ricevuto il miracolo, compresi voi due. Allora questi miracoli non sono attendibili? No, a meno che non siano veramente dimostrabili. E al giorno d'oggi, con tutti i truffatori e gli imbroglioni che ci sono in giro, è veramente difficile trovare un miracolo serio, un miracolo che sia vero.
Diciamo che prima di credere a un miracolo bisogna stare bene attenti ad imbroglioni e imbrogli che al giorno d'oggi sono molto molto frequenti. Ispettrice, scusatemi un attimo. Prima ci avete accusato di essere falsi invalidi, poi ci avete accusato di essere falsi miracolati e poi addirittura truffatori. E mi sembra proprio il colpo, scusatemi. A me lui un miracolo la Madonna l'ha avuto. Lui parlava di un miracolo italiano che non si è mai visto. Attenzione, non facciamo insinuazioni strane perché ci sono milioni e milioni di spettatori che ci stanno guardando. Cosa? Milioni e milioni di spettatori? Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa fare solo qua 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 più qua qua qua.